pomeriggio, benvenuti alla terza edizione del Festival del giornalismo di Verona. L'Associazione Culturale Eraldo ripropone questa proposta culturale alla città per la terza volta, appunto, e alziamo sempre un po' l'asticella, la sfida. Infatti questo incontro ce lo auguravamo già dall'inizio, dall'idea di fare un festival, e quindi finalmente grazie di essere qui perché è una grandissima occasione di confronto. Questo evento è reso possibile grazie a tanti supporti, innanzitutto quelli istituzionali, quindi il Comune di Verona che ci ha dato il patrocinio, l'Ordine dei giornalisti del Veneto, il Dipartimento di Cultura e Civiltà dell'Università di Verona e la Fondazione Antonio Megalizzi. Abbiamo anche dei sostenitori importantissimi, il nostro main sponsor Getec Italia SPA e gli altri sostenitori Banco BPM, The Lab, Cantina Monteforte e I+. Ringraziamo per il supporto tecnico il Teatro Stabile di Verona, Filmica Produzioni Video di Hub Atelier, Libreria Pagina 12, Pizzeria Berberè, Best Western Hotel Armando, Hotel Veronesi La Torre e Bosco dei Cerri. L'Associazione Culturale Eraldo, Festival del Giornalismo di Verona, è gemellata con l'Associazione Culturale Le Ali delle Notizie, Festival del Giornalismo Ronchi dei Legionari e il Gruppo Stampa Autonomo di Siena, Festival del Giornalismo di Siena. Questa terza edizione ha come tema principale Impatto Zero, Zero Impatto, che si declina sotto molteplici accezioni, da quella ambientale a quella legata al sistema della comunicazione in Italia e nel mondo. Compito dei nostri numerosi ospiti ed esperti è declinare il tema secondo quella che è la loro esperienza e specializzazione professionale. Il settimo incontro di questo festival, giunto alla sua seconda giornata, è dedicato alla stampa locale e al suo futuro. Un futuro purtroppo incerto, ma che potrebbe nascondere inaspettate possibilità per chi sa cogliere le opportunità che la tecnologia oggi regala. Ne parleremo con il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, Giuliano Gargano, che torna a Verona, dopo aver già presenziato nell'edizione precedente, il direttore dell'Arena, Massimo Mamoli, il coordinatore del Corriere del Veneto, Alessandro Russello, e in rappresentanza del sindacato dei giornalisti, Paolo Talben. L'incontro è moderato dal direttore di Pantheon Verona Network, Matteo Scolari. Questo evento in particolare è sostenuto da un partner che avevo annunciato prima, che è I+, una società di consulenza che si occupa di accompagnare le imprese verso la strada della sostenibilità. Stefano Scappini ci può raccontare perché ha scelto di sostenere un festival del giornalismo. Allora, buongiorno a tutti. Sono Scappini Stefano, dottore commercialista e cofondatore di Plus. Allora, sono qui apposta e ho voluto esserci come insomma, visto che abbiamo sostenuto e volevo presenziare anche a nome di tutti gli altri associati con noi. Noi crediamo che la comunicazione sia uno strumento fondamentale, soprattutto per i temi di sostenibilità che noi trattiamo da un punto di vista più consulenziale per le aziende. Ecco, I+ nasce in realtà quasi 40 anni fa perché siamo una trasformazione di uno studio di Studio Scappini, che era uno studio nato qui a Verona e tuttora qui a Verona come sede principale, e da una professione classica che era quella tradizionale iniziata all'epoca, ad oggi dal 2012 siamo specializzati in tutto ciò che è rendicontazione di sostenibilità. In particolare noi oggi trattiamo che cosa? Facciamo i report di sostenibilità per le aziende, facciamo la formazione nelle aziende e per le imprese, per il management e i loro stakeholder, e per dire argomenti importanti che se ne parla anche molto nella stampa, le società benefit, che oggi sono un argomento innovativo dell'attività imprenditoriale, anche noi stessi siamo società benefit, tutto ciò che è anche consulenza giuslavoristica nei temi di contratti commerciali e anche nell'inserimento disabili e piani di welfare. Noi crediamo fortemente che qualsiasi tipo di azienda, dalle no profit alle for profit, alle pubbliche, alle private, tutti debbano mettere al centro questa tematica in una funzionalità eterogenea, cioè in tutti i reparti, non puramente da un punto di vista commerciale, che questo crea
sta creando e ha creato in passato dei problemi famosi di greenwashing, che quindi passano attraverso una comunicazione sbagliata, a volte involontaria, a volte volontaria. Che dire, noi siamo qui ben contenti sul territorio, perché comunque è la nostra base, e finanziare un'attività di questo genere dove l'impatto zero è un argomento che noi quotidianamente trattiamo da un punto di vista più numerico, più che di comunicazione, ci crediamo molto, e quindi sappiamo e vogliamo dare anche un premio a tutte quelle persone che fanno questa attività di giornalismo, che quindi scrivono e che hanno anche una responsabilità importante nel divulgare tematiche al pubblico, chi è specialistico, chi non specialistico, in base a dove appunto scrive, e il nostro maggior supporto possibile perché questa tematica diventi universale e quindi chiara per tutti quanti. Quindi io sono sicuro che un impegno comune da tutti i fronti possa portare a un futuro migliore per il pianeta, ma anche per tutti noi. Grazie mille. Grazie Stefano Scappini. La parola ora ai nostri ospiti. Matteo Scolari, te la conduzione. Grazie Fabiana. Poi il microfono, se è possibile, lo riportiamo qui per gli altri ospiti. Grazie mille. Grazie davvero a Eraldo, grazie per averci dato l'opportunità di essere sul palco oggi con degli ospiti importanti e soprattutto per averci aperto le porte di questo luogo sconosciuto ai più, che ha un fascino davvero importante. Ne parlavamo prima, ha un potenziale enorme e ce l'avete fatto conoscere quasi in esclusiva per la prima volta, a molti di noi insomma. Siamo orgogliosi di essere qui, si parlava di futuro dell'informazione locale, qualcuno di voi potrebbe dire che servirebbe una sfera di cristallo, in realtà le persone che sono sedute qui al mio fianco hanno la capacità di indicare una direzione, a partire dall'ordine, che è l'istituzione, a partire dai direttori che hanno la responsabilità di guidare, di creare dei prodotti editoriali appetibili, che incontrano l'interesse del pubblico e che soddisfino chiaramente i principi etici e deontologici per i quali sono nati, e il sindacato, che ha uno scopo anche di tutela appunto della categoria. Partirei con ordine e, scusate il gioco di parole, darei proprio la parola al presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, Giuliano Gargano, tra l'altro nell'anno del 60° dall'istituzione dell'Ordine, 3 febbraio con la legge 69 del 1963, e non molti sanno che il primo presidente dell'Ordine dei giornalisti è stato Guido Gonella, veronese, con orgoglio ha voluto fortemente l'istituzione della nascita appunto dell'ordine. Presidente, dicevamo, è un momento particolare per la professione, vorremmo dal suo osservatorio capire un po' di più qual è il contesto all'interno del quale parliamo di informazione locale. Buonasera a tutti, grazie. Io mi riallaccio subito alla citazione che ha fatto di Guido Gonella, perché mi dai l'assist per dire che a settembre qui a Verona ci sarà un corso dell'Ordine dei giornalisti per ricordare la sua figura, per ricordare i 60 anni dell'Ordine, quindi spero ci ritroveremo in quell'occasione. 60 anni che si sentono e che ci sono delle rughe sulla faccia della nostra professione e che ci fanno guardare al futuro con un po' di preoccupazione, con tanta preoccupazione. È un momento complicato, non bisogna avere paura dell'innovazione. Poco fa, facendo delle interviste, mi chiedevano ma il web sostituirà la stampa? Forse sì, 100 anni fa c'era solo la carta stampata, poi è venuta la radio, ma c'è ancora, poi c'era la TV, sono tutti canali che esistono, l'importante è che esista l'informazione, che esistano i canali e che venga fatto da professionisti. Gli ultimi dati sulla stampa locale che ho potuto vedere e studiare sono contenuti in uno studio dell'Agicom, dell'Agenzia per le Comunicazioni, e risalgono in verità al 2019, quindi sono pre-pandemia. I direttori, il sindacato potranno puntualizzare che sono dati datati, perché questa pandemia ha avuto un effetto molto forte anche sulla nostra professione, ma per quanto riguarda la stampa locale in Veneto,
contava questa indagine, questo studio, circa 500 giornalisti con contratto giornalistico assunti nelle TV, nelle radio, nella carta stampata, nei siti web, 500. Il fatto è che in Veneto iscritti all'ordine dei giornalisti sono 4.500 persone, ci sono 800 pensionati, quindi restano fuori comunque circa 3.000 persone. Che cosa fanno? Dove lavorano? Sono freelance, sono precari, sono uffici stampa, è quello un mondo al quale dobbiamo guardare, perché è quello che crea il tessuto e la connettività sul territorio. La Regione Veneto, sempre in questo studio, veniva citata come una delle ultime come interesse per le notizie locali. La media italiana, cioè le persone interessate alle notizie locali, è l'86%. Il Veneto è la terzultima in Italia, nonostante sia una regione che abbia una forte identità, si parli sempre qua spesso e forte di autonomia, ci sia un grande senso di appartenenza, ma non c'è lo stesso livello di attenzione per l'informazione locale. E credo che questa sia una domanda che ora farò ai direttori: come mai in una regione che ha queste peculiarità? Quindi ci sono tanti dati, ne cito un altro che può servire poi per il dibattito successivo. Le uniche aziende editoriali in Veneto che fatturano, sempre dato 2019, più di 1 milione di euro l'anno sono i quotidiani. Il 100% dei quotidiani, gruppi editoriali che pubblicano quotidiani in Veneto, guadagna più di 1 milione di euro l'anno. Ma paradossalmente i quotidiani in questo momento sono quelli che hanno meno raccolta pubblicitaria, che si sta spostando sul web. Più o meno, ora i direttori ci diranno meglio. Cosa voglio dire con questi numeri? Che è un mondo in velocissima e grande trasformazione ed è difficile capire veramente quale sarà il futuro. L'unica certezza è che senza una stampa locale con una pluralità di voci si indebolisce il tessuto anche sociale della nostra regione. Grazie Presidente, noi vorremmo che questo fosse un momento anche poi di scambio, di dialogo tra di noi, quindi dopo un primo passaggio di microfoni sentitevi liberi anche di intervenire e poi ci sarà magari anche spazio, vediamo siamo partiti un po' in ritardo, per qualche domanda dal pubblico. Dicevamo, un primo osservatorio è l'Ordine dei giornalisti, un secondo osservatorio è il Sindacato dei giornalisti del Veneto. Oggi qui Paolo Dalben, consigliere, che prende il posto di Monica Andolfatto, che appunto non può essere presente. Parlava di numeri il Presidente, qualche numero ce l'hai anche tu Paolo? Sì, qualche numero ce l'abbiamo anche noi, sono soprattutto numeri che certificano una grandissima trasformazione del settore, un settore molto particolare a livello mondiale. Chiaramente i vecchi editori o comunque gli editori in senso tradizionale e classico stanno vivendo una trasformazione e una crisi molto importante. Il motivo è chiaramente che oramai ognuno di noi è diventato erogatore di informazioni e chiaramente la distribuzione e anche l'approvvigionamento di notizie, perché anche qui informazione secondo me è un po' limitante. Noi qui parliamo di giornalismo locale, io insisto perché l'informazione, torno a ripetere, ognuno di noi è diventato editore di informazioni. Il problema è la necessità di un giornalismo locale. Torno ai numeri. 500 in Veneto, 10.000 in Italia. Quando parlo di 10.000 o di 500 parliamo di giornalisti che vivono di questo lavoro. Ecco. Vivere di questo lavoro non è semplice perché c'è stata negli ultimi anni e c'è ancora in parte una precarizzazione molto, molto, molto grande. Ecco. E la difficoltà di accesso alla professione c'è, è aumentata anche grazie o per colpa appunto di questa trasformazione. Ho interrogato ChatGPT prima per chiedere, perché parliamo di intelligenza artificiale, poi certo, arrivo, anche di questo si parla. Perché
secondo me un vantaggio del fatto di fare giornalismo locale è che noi siamo, come dicevo anche prima chi mi ha intervistato, produttori di informazione unica locale, quindi siamo fonti principali e su questo dobbiamo lottare quotidianamente per certificarla. Non c'è intelligenza artificiale che possa produrre al massimo, può replicare quello che noi diciamo. Allora l'ho interrogata chiedendo quanti sono i giornalisti dipendenti in Italia. La risposta è che nel dicembre 2020 risultavano iscritti all'albo dei giornalisti italiani 47.123 giornalisti professionisti. Tuttavia non tutti gli iscritti all'albo svolgono l'attività di giornalista come lavoro dipendente. Questa è l'intelligenza artificiale che già ci dice che non si lavora, che difficilmente. Per quanto riguarda il numero di giornalisti dipendenti in Italia, i dati dell'Istat relativi al 2020 indicano che nel comparto delle attività di servizi di informazione e comunicazione sono impiegati 70.361 addetti. Qui entriamo anche nell'ambito di quello che è il mondo dell'informazione, cioè non ci sono solo i giornalisti, ci sono anche chi fa informazione a più livelli. Quindi il tema dell'informazione, della comunicazione, del giornalismo si amplifica e bisogna, come dire, capire qual è la funzione dell'informazione e, torno a ripetere, del giornalismo locale. Io insisto più che sull'informazione locale, sul giornalismo locale. Però abbiamo constatato anche in Veneto un'emorragia di professionisti, perché si è andati, la percentuale è di circa il 50% negli ultimi 10 anni di uscita o prepensionati o pensionati o dimissioni, ma sostanzialmente il 50% con un'entrata, parlo sempre di questi numeri qua, cioè di chi vive di giornalismo, quindi articolo 1 per quanto riguarda l'INPGI, che non c'è più, l'INPGI 1 è passato all'INPS l'anno scorso appunto per il motivo che da 15.000 siamo passati a 10.000 dipendenti e quindi non è come dire, sostenibile il sistema previdenziale giornalistico tout court, come l'abbiamo pensato dal 63 in poi. E su questo, dal punto di vista diciamo, sindacale, noi purtroppo abbiamo governato negli ultimi 15 anni questo declino inesorabile, soprattutto della carta stampata, come anche della TV. Questo ci porta a chiederci, e chiederemo anche magari ai direttori in prima persona, qual è la figura giornalistica o comunque il profilo di cui abbiamo bisogno per fare giornalismo locale e se i giovani, come ci stiamo raccogliendo noi, sono ancora attratti da questa professione. Mi pare di no, dal mio piccolo osservatorio, che insegno anche un corso all'università da 20 anni oramai e ogni anno faccio un questionario e quelli che mettono vorrei fare da grande il giornalista inevitabilmente sempre meno, cioè arrivano a essere il 2%. Ecco, su questo ci stiamo interrogando perché secondo me abbiamo bisogno da una parte di difendere i diritti ma anche di creare i presupposti per delle figure professionali, certo, che sono... Bisogna rendere appetibile la professione. Grazie Paolo anche perché, passa pure il microfono al direttore, hai centrato chiaramente uno dei temi importanti su cui poi ci sarà spazio anche per rispondere. Io riprendo un attimo una riflessione che diceva il Presidente, diceva che in Veneto c'è rispetto ad altre regioni meno interesse nella lettura, nell'approfondimento, soprattutto per quanto riguarda diciamo, l'informazione locale. Voi direttori, partiamo con Massimo Mamoli, avete chiaramente l'obiettivo di creare un prodotto appetibile, un prodotto che invece stimoli l'interesse dei lettori, che sia fruibile chiaramente in un momento in cui si legge meno, perché è cambiato appunto il modo di approcciare l'informazione, anche se il web si è preso uno spazio importante. Ecco, da dove partire, direttore, per creare un prodotto effettivamente di qualità? Ed è sufficiente creare un prodotto di qualità secondo te per insomma, garantire il futuro alle testate locali? È esattamente il momento storico in cui la qualità del contenuto ha ripreso una sua centralità. Quando dicevamo per esempio che il Veneto, io non ho visto questi dati,
è la terza regione peggiore in Italia per interesse di notizie locali, lì innanzitutto bisognerebbe capire di quale strumento stiamo parlando, perché se parliamo per esempio dei social va bene, ma per esempio l'avrete visto anche voi questo studio recentissimo che ha pubblicato Slate, riportato mi pare anche dal Gazzettino, secondo cui nell'ultimo decennio in realtà più che indicarci una direzione è stata fatta una deviazione, cioè il 70% degli utenti non passano più dai social ai siti mainstream, ma vanno direttamente sui siti mainstream per cercare la notizia. Quindi questo secondo me invece è un elemento positivo che cambia la prospettiva. La questione che sollevava Paolo, molto interessante, dell'autoproduzione, diciamo, dell'informazione o del giornalismo, certamente anche questa è una sfida molto interessante, proprio perché ripone la qualità dell'informazione al centro. È vero che ci sono molti utenti che in qualche modo, in una sorta di onnipotenza informativa, si sentono testimoni dei fatti e postano oppure comunque mettono sui social o su altre piattaforme o delle notizie o delle presunte notizie. È anche vero che sappiamo benissimo che non sempre queste sono vere e molto spesso il fatto di assistere come pure testimoni dei fatti senza fornire delle chiavi interpretative significa che tu sei prigioniere delle apparenze. Allora, che cosa voglio dire? Creare questo meccanismo per cui un utente si sente nella non necessità di aver bisogno di una istituzione o comunque di un organismo che intermedi tra quello che è la notizia cosiddetta che ti arriva dalle piattaforme d'orizzontale. Certo, questo è un meccanismo pericoloso, è qui che entrano in gioco chiaramente i giornali non solo locali, perché sono quelli che devono innanzitutto cercare di dare a chi ci legge soprattutto le chiavi per porsi delle domande interpretative, ma soprattutto per coltivare il sano dubbio della domanda. Ecco, il sano dubbio della domanda che è diciamo l'elemento fondamentale dello spirito critico, perché solo così tu puoi aiutare a creare un cittadino consapevole, libero, autonomo, in grado certamente di scegliere anche tra ciò che è vero o non è vero, anche se secondo me in questo momento la sfida più importante non è tra verità, post-verità, fake news, ma è la vera insidia del nostro tempo è la verosimiglianza. Quando prima si parlava per esempio dell'intelligenza artificiale, no? E quindi questa intelligenza generativa che anche fotograficamente riproduce dei fatti come se fossero realmente accaduti, insomma ci pongono un tema deontologico molto importante, per cui un fatto che non è vero ma potrebbe essere perché è postato, condiviso, fatto a viaggiare attraverso il meccanismo di un algoritmo, evidentemente crea un tema. E allora è qui che noi ci dobbiamo giocare la nostra sfida e su cui io sono francamente molto fiducioso sul ruolo che con orgoglio un giornale locale debba giocare. Un piccolo inciso, prima si parlava per esempio del luogo in cui ci troviamo. Noi non possiamo parlare di futuro senza considerare la storia, non si può parlare per astratto. Ogni giornale locale appartiene ad un territorio, si riferisce a quel territorio. Se io vi dicessi che questo luogo in cui noi ci troviamo, che è la cosiddetta dogana vecchia, quindi è la dogana più antica della città, nasce alla fine del 1700 e i fondatori fanno mettere, a pochi passi da qui, una lastra di marmo, probabilmente ispirata da Scipione Maffei, che dice Extraenis mercibus, destrandiisque, reponendis, civitas veronensis a solo fecit. Noi abbiamo fatto questa porta tra la città e il resto, il mondo, da soli, rimboccandoci le maniche, quindi senza l'aiuto di nessun altro. Siamo alla fine del Settecento, quindi c'è ancora la Serenissima, è il primo atto di orgoglio nei confronti della dominante. Allora perché dico questo? Un giornale trae la sua forza anche per il futuro in virtù della grande tradizione che ha alle spalle. E questo patrimonio che si porta alle spalle
va custodito, va preservato, ma diventa il binario all'interno del quale tu puoi consolidare una comunità, creare un meccanismo di appartenenza, creare un luogo che non è solo una piattaforma che distribuisce notizie, ma un luogo che diventa confronto, luogo della tolleranza, del confronto sui fatti, ma anche sulle opinioni. Questa è la sfida che un giornale che vuole produrre contenuti di qualità, un giornale locale, ma non solo, deve giocare, secondo me, per il futuro. Poi possiamo parlare chiaramente della transizione, eccetera, però se stiamo sui principi, secondo me questo è il binario. Creare dei sistemi di ancoraggio, insomma dei baluardi fisici poi all'interno della città, dei punti di riferimento, mi verrebbe da dire. Direttore, può intervenire su questi argomenti, però mi ha incuriosito questo aspetto che in Veneto si legga un po' meno, visto che tu dirigi il Corriere del Veneto, il Corriere del Trentino, dell'Alto Adige e di Bologna, hai un osservatorio distribuito su più territori. Ti risulta che ci siano differenze di attenzione tra i territori oppure no? Ma guarda, io sinceramente questi dati non li conoscevo e quindi non posso assolutamente commentarli perché non ho lo strumento per poter fare un ragionamento. Io posso dire una cosa invece, che a differenza di quello che hai detto tu prima e che noi saremmo tentati di dire, si legge molto di più. Ah, fa piacere. Si legge molto di più proprio per la moltiplicazione delle piattaforme. L'Italia è un paese, voglio dire, per certi aspetti retrogrado per quanto riguarda la lettura. Siamo uno dei paesi, per quanto riguarda la lettura dei libri e dei giornali, è tanto indietro rispetto a tanti altri. Stiamo parlando di 4-5 milioni di lettori di libri e X milioni di lettori di giornali. Perché dico che si legge molto di più? Perché le piattaforme web hanno moltiplicato l'indice di lettura. Quindi, da un certo punto di vista, anche se sono state predatorie nei confronti delle testate a pagamento professionali, reputazionali e autorevoli, alla fine comunque c'è un indice di lettura per fortuna superiore. Ovviamente questo non va bene, perché collegandomi al discorso di prima, io volevo porre un tema che è quello, parliamo di informazione locale e anche in generale, ma è evidente che, ad esempio, durante il Covid è stato fatto un grande passaggio culturale sul valore della informazione autorevole, autoprodotta e reputazionale. Cosa è successo durante il Covid? È successo che, o per forme di paura, la gente abbia tentato di si è informata sulle piattaforme che riteneva più certe, più autorevoli, più sicure, più affidabili. Dove è andata a vedere? Nei siti dei giornali professionali. Il Corriere della Sera, attraverso durante il periodo del Covid, ha fatto il primo grande balzo negli abbonamenti digitali, che nel tempo il Corriere della Sera è stato il primo giornale in Italia ad avere messo i siti a pagamento, rompendo un tabù in modo molto rischioso e affrontando il tema culturale del se tu vuoi leggere giornalismo autorevole e reputazionale devi pagare. Cosa vuol dire? Vuol dire che io, Arena di Verona, Giornale di Vicenza, radio professionale, TV professionale, per informare pago, perché se io mando un cronista a farmi la cronaca del Mose e mi fa la cronaca giudiziaria, io gli do 3.000 euro al mese, perché è lì dalla mattina alla sera a presidiare il tribunale e quindi ci mette del tempo. Dobbiamo due cose nei giornalisti: il tempo e la tecnica, il mestiere. Poi possono essere bravi, meno bravi, puoi affidarti a un giornale, ad un altro, non importa, ma è una prerogativa fondamentale, perché noi dedichiamo 12 ore di tempo al giorno per fare quello che prima diceva Massimo, quindi raccogliere, verificare, approfondire, raccontare le notizie. Quindi, volevo dire, grande passo culturale il periodo drammatico del web, perché i giornali reputazionali, i siti reputazionali sono diventati la prima e più grande forma di informazione dei lettori.
Siamo riusciti a fare in pochi mesi quello che non siamo riusciti a fare in anni, cioè convincere il lettore a pagare, come è successo per la musica per alcuni aspetti. Cioè, quindi il tema vero qual era? Fare pagare contenuti perché sono professionali e la gente lavora. Si paga tutto a questo mondo, fuorché l'acqua del mare, se non ti fanno pagare la spiaggia. Paghi un bicchiere, un block notice, una televisione, un cellulare, un microfono, una cravatta. Perché non devi pagare l'informazione? Tema enorme, se vogliamo, no? Sì. Quindi questo è stato, devo dire, è stata una cosa molto interessante. Volevo rispondere a due cose velocemente. Sull'informazione locale, perché è importante l'informazione locale? E qua è già stato un po' anticipato anche perché l'informazione locale è una frontiera dove l'esploratore, il giornalista che vive in frontiera può raccontare vedendo, avendo la responsabilità doppia, perché quello che vede lui lo vedono anche gli abitanti di una località, di una città, di una provincia, di una contrada. Quindi è una grande responsabilità quella di andare a raccontare ciò che accade vicino. Frontiera, quindi dal punto di vista professionale, quindi non puoi permetterti di raccontare fandonie, non puoi permetterti di essere approssimativo con tutti gli errori che poi i giornali possono compiere, no? Poi mi chiedeva la Valentina, mi pare prima, no? Carolina, scusami Carolina, mi chiedeva ma cosa vuol dire la frontiera? Perché il Veneto è una terra di frontiera. È una terra di frontiera per il lavoro, per la rivoluzione politica che c'è stata dopo la caduta del muro di Berlino con l'avvento della Lega. È di frontiera perché c'è il tema di migranti che è doppio, con gli arrivi e con la mancanza degli immigrati all'interno dell'azienda. Quindi ha la fortuna l'informazione locale di raccontare la frontiera, il nuovo da vicino, cosa che spesso i giornali nazionali non riescono a fare, perché mandano sempre meno inviati, hanno meno territorialità, hanno meno tempo di stare a raccontare le cose, no? Quindi abbiamo, qual è il futuro del giornale locale? Comincia dal passato, perché il giornale locale è sempre stato fatto così, nel bene e nel male. Dico l'ultima cosa, che è il tema dove stiamo andando. Fortunatamente io sono, come direttore ho assunto 5, 6, 7 persone negli ultimi 2 anni al web. Certo che stiamo andando da quella parte, ma ne parlavo con Fontana, direttore del Corriere della Sera, l'altro giorno, e lui mi diceva: guardate ragazzi che noi siamo sempre indietro di 10-20 anni nei confronti dell'America. In America i giornali di carta non esistono quasi più. Hanno chiuso tanti locali, anche se alcune cooperative se le stanno andando a ricomprare, stanno facendo web. Ma noi in Italia, in particolare come sistema Corriere, vendiamo ancora tante copie di carta. Poi c'è il mix, il matching fra la carta e l'abbonamento digitale, ma che sono sempre copie generate dalla fattura del giornale quotidiano di carta. Quindi noi siamo ancora legati alla carta. Probabilmente lo saremo di meno fra 3 anni, fra 5 anni, fra 10 anni, ma siamo ancora in questa terra di fase passaggio, di transizione, dove però sappiamo già che il futuro è il web. Noi non faremo più assunzioni sulla carta, noi faremo solo assunzioni sul web e, per dare una risposta a quello che hai detto prima, di giovani. Dico l'ultima cosa, anche se l'età non conta. O uno è giornalista, può avere anche 24 anni ed essere, capito, il più giovane del mondo, ma se non ha, voglio dire, se non è un giornalista, non ha le tag, non ha la capacità, voglio dire, io mi prendo uno di 40 anni piuttosto. Io a Milano mi dicono di no, perché ci costringono a prendere i giovani, ma io prima di prendere un giovane o uno meno giovane voglio capire se quello è giornalista o no. Vuole intervenire un attimo Massimo? Sì, riprendendo il discorso di Sandro, effettivamente il tema è che noi dobbiamo riuscire a capovolgere definitivamente questo concetto per cui diciamo l'informazione che noi produciamo attraverso i nostri siti è una commodity, quindi che non ha valore. Il tema di questo paradosso per cui lettori più, lettori meno, che è molto affascinante secondo me, nasconde anche una sorta di falso problema, cioè le notizie che noi comunichiamo, che trasmettiamo, che produciamo, anche di qualità,
sui nostri siti, però sono notizie che hanno perso, come dire, la temporaneità è diventata il paradigma più importante, cioè è come se fossero precipitati un vertice permanente di provvisorio, per cui la notizia è vecchia un minuto dopo che tu l'hai letta, e questo evidentemente frammenta la percezione. Allora, quando un lettore si approccia a una notizia che noi produciamo, esattamente come noi, nella nostra tecne, i nostri giornalisti, impieghiamo del tempo, risorse, capitale umano, tecne, come diceva Alessandro, quindi tempo, no? Ma lo stesso lettore che vuole informarsi in maniera corretta deve impiegare del tempo, perché è costretto a cambiare continuamente punti di osservazione, deve confrontare le fonti, non si deve accontentare. E quindi qual è la sfida anche qui per un giornale locale? Non solo ribaltare il meccanismo del tutto si paga, commodity gratuita si paga, ma anche aiutare a contribuire a realizzare una sorta di ecologia della rete, per cui quello che è sui nostri siti è non solo controllato e verificato, ma risponde a delle precise regole deontologiche. Quindi banalmente si parlava prima di informazione certificata, ma è un passaggio ancora ulteriore, c'è proprio un cambio di passo culturale. Presidente, passiamo il microfono. Quanto è importante, so che è una domanda un po' retorica per il Presidente dell'Ordine dei giornalisti, ma l'aspetto etico, deontologico nella nostra professione, perché effettivamente in questo mare magnum, no, in questa moltiplicazione di fonti, web e quant'altro, c'è l'informazione di qualità, c'è l'informazione invece un po' più approssimativa. Quanto dobbiamo ancora dare peso all'aspetto appunto etico, di responsabilità individuale e di gruppo come redazione, per creare effettivamente quei punti di riferimento, no? Quei punti di approdo che le persone poi intelligentemente capiscono quali sono alla fine? Sono fondamentali, è esattamente quello che hanno detto i due direttori, le notizie che sono prodotte dai giornali professionali, reputazionali, dalle testate qualificate, da giornalisti che fanno il mestiere seguendo le regole, sono quelle che sono rimaste, sono emerse, l'abbiamo visto con la pandemia. Io quando sono entrato per la prima volta un anno e mezzo fa nell'ufficio da Presidente dell'Ordine, a parte il timore e la paura per questa cosa qui, ma sul mobile con tutte le targhe e le coppe c'era una targa di un premio giornalistico consegnato genericamente a tutti i giornalisti del Veneto, era un premio Veneto, per il lavoro di informazione che avevano fatto durante la pandemia, che è quello che abbiamo appena detto. In quel momento di smarrimento, di fronte a una cosa nuova, inedita, i giornalisti hanno fatto un lavoro straordinario, con errori, non mai con approssimazione. Gli errori capitano, lavorando si sbaglia, e ricordiamoci sempre che poi i giornalisti davano voce anche ai virologi, i medici che sono diventati delle star della TV, che un giorno dicevano una cosa e il giorno dopo dicevano esattamente la stessa. Non potevi imputare al giornalista la colpa di un cambio di opinione così veloce. Quindi fare giornalismo secondo le regole, seguire la deontologia, verificare le notizie, perderci tempo, il tempo di cui parlava Massimo in questo momento è fondamentale. Io non sono più così giovane da chiedere al direttore Russello l'assunzione, perché non sono più 40 ma sono 50, però ho fatto in tempo, come si diceva una volta, a consumare le scarpe per strada, a fare il corrispondente, il collaboratore del quotidiano nel mio paesino, ed eri 30 anni fa un'istituzione, c'era il medico, il farmacista, il prete e il giornalista, ti riconoscevano, è quello che diceva anche Paolo poco fa, sei riconosciuto, non puoi raccontare delle cose in modo approssimativo. Ecco, tu chiedevi quanto è importante la deontologia, il rispetto delle regole, è fondamentale, noi dobbiamo insistere e lavorare su questo, cercando di raggiungere, ora parlo in modo istituzionale, tutti i colleghi, perché molti purtroppo, come dicevamo poco fa, non hanno più la fortuna, la capacità, l'opportunità di lavorare in redazione. Il mondo si è frammentato, tanti lavorano fuori e hanno pochi esempi, pochi maestri
parlo ancora mezzo secondo di me, sempre bruttissimo, ma io ho avuto la fortuna nel mio strano percorso di lavorare con i 2 direttori che sono qui, che mi hanno insegnato delle cose, e questo si sta perdendo. Loro lo fanno ancora, ma per tanti altri è difficile. Quindi, come ordine, vedo qua nel pubblico c'è anche la segretaria del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti che si occupa delle iscrizioni dei nuovi colleghi. Dobbiamo raggiungere anche chi è fuori e fare capire che se le cose o si fanno secondo le regole o è meglio non farle. E poi permettetemi, è cambiato comunque un mondo, come dicevano i direttori. Pensate, mi permetto anch'io 30 secondi della mia esperienza. Ho conseguito la laurea in editoria e giornalismo nel 2007 e non veniva contemplato il mondo social nel giornalismo. Quando nel 2003 nasce LinkedIn, nel 2004 nasce Facebook, nel 2005 nasce YouTube, nel 2006 nasce Twitter, nel 2010 nasce Instagram. Quindi già il web aveva scardinato alcuni modelli, il web e i social in particolare ne hanno un po' diluito anche in qualche modo lo scopo, se vogliamo, e poi adesso, come diceva Paolo, c'è la frontiera dell'intelligenza artificiale. Io, visto che l'hai accennata, Paolo, vorrei un attimino dare proprio un piccolo riferimento anche a questa nuova tecnologia e in che modo sostanzialmente potrebbe, secondo te, secondo la tua esperienza, visto che la utilizzi, essere utile o insidiosa per la nostra professione, se ti va. Ma secondo me è utilissima, però chiaramente deve essere usata con intelligenza umana, cioè tu usi l'intelligenza artificiale con intelligenza umana. È un grandissimo strumento perché noi siamo in un momento in cui c'è una overdose di informazioni e i big data cioè tutto è informazione, tutto è informazione. Quindi, e paradossalmente nel momento in cui tutto è informazione, tutti producono informazione, c'è la crisi dell'editoria o del giornalismo. Cioè, questo è il paradosso, perché gli editori chiaramente non riescono più a farsi pagare. Quando l'autostrada era unica, in cui c'era informazione, comunicazione, giornalismo, pubblicità, marketing, era un'unica autostrada, quando c'era i sistemi analogici, con il sistema digitale tutti, questo è. Allora, l'intelligenza artificiale è utilissimo come fonte di informazione, anche come verifica, anche come raccolta di informazioni, però la differenza qual è? Che sono informazioni, il giornalista deve mettere assieme tutti questi dati e dare un senso, cioè il significato. Una sorta di ingegnere anche? No, cioè ingegnere, nel senso che va costruito, certo, devi il contenuto. incrociare, si diceva, il giornalismo locale è strategico perché è quello che rimane ancora giornalista, perché è rapporto con la realtà diretta. Avrai anche fonti indirette perché ci sono gli uffici stampa, ci sono i comunicati stampa, ci sono i vari, cioè perché tutti quanti hanno bisogno di qualcuno che gli cura l'immagine, quindi anche quelli locali ce li hanno. Però poi devi mettere assieme, verificare e chiaramente produrre quello che dicevo prima, certifichiamo doc le nostre notizie, le nostre informazioni locali. Poi arriva Google, arriva Facebook, arrivano tutti quelli che ci prendono le notizie, le informazioni e le replicano. Quindi io sono contentissimo dell'intelligenza, chiaramente deve essere usata in un certo modo. Però vorrei anche tornare a quello che è il ruolo mio, nel senso che sono preoccupato del fatto che non ci siano professionisti, giornalisti che sappiano fare il web. Trovarli, no, Alessandro mi smentisce, però nel senso che io parlo anche a livello locale, cioè non so, chiaramente non solo il web, ma gli strumenti digitali in generale. Cioè usare i nuovi media, usare quindi i social, quindi usare anche l'intelligenza artificiale con la sensibilità giornalistica, su questo secondo me non è facile. Bisogna che ci impegniamo, sia ordine, sindacato e editori stessi, secondo me, perché secondo me questa cosa qui è la sfida prossima, perché bisogna anche formare, bisogna anche remunerare in maniera
adeguata, perché altrimenti non puoi precarizzare, perché abbiamo colleghi che sono appunto collaboratori da una vita, che vivono con 800 euro lorde fino a 40 anni e hanno famiglia. È chiaro che questo diventa, allora bisogna fare una selezione, oppure siamo ancora in troppi. Prima si parlava dell'America. In America sono 75.000 i giornalisti, sono passati da 115.000 a 75.000, ma la carta stampata ha avuto un taglio negli ultimi 10 anni, là parlano di licenziamenti, non parlano di prepensionamenti, del 50%. I siti web, o comunque tutta l'informazione digitale o il giornalismo digitale, ha avuto un aumento del 115%. Questi sono dati e si fanno pagare per questo. È chiaro che noi siamo in ritardo di 5-10 anni, però il trend inevitabilmente è quello. Io devo trovare il modo per farmi pagare l'informazione locale, anche poco, ma su tante persone, perché il digitale è quello. Riesco io a fare i micropagamenti su un pubblico che prima era X, adesso può essere Y, molti di più, perché la base non è solo la comunità locale. Prioritariamente mi comprano informazione locale, ma siccome è sul web, io dico, mi comprano anche quelli che vogliono sapere qualcosa su Verona o su chiaramente l'informazione locale. Quindi la sfida, tornando al discorso di prima, l'intelligenza artificiale va benissimo. Quello che mi preoccupa anche dal punto di vista, diciamo, della professionalità e della professione e della tutela dei diritti è il fatto di formare e di riuscire a remunerare dignitosamente i nostri ricordi. Sei stato toccato nel vivo. No, ma che discorsi, assolutamente. No, perché il tema ti sta a cuore, il tema del digitale, l'abbiamo capito. Il tema, io comincerei da due cose. Uno, l'intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale hanno fatto anche una gara 2 anni fa in America su un pezzo di economia, ha vinto sono andati a pari praticamente. Ma il tema dell'intelligenza artificiale è praticamente vengono processati i dati. Quindi è la somma dei dati che in un dato momento, un algoritmo ha in possesso. Ma la chance del giornalismo va oltre l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale non ha emozioni. Se io vado a fare un pezzo di cronaca, in un pezzo di cronaca c'è Shakespeare, l'amore, la morte, la gelosia, l'invidia, il potere. Allora, tutta quella, lo dico per i giornali, ma lo dico anche in generale, cioè tutto ciò che l'intelligenza artificiale ha processato è lì, ma tutto il nuovo che l'uomo, con la sua follia, con la sua fantasia, con la sua immaginazione, con la sua umanità produrrà, l'intelligenza artificiale non lo potrà mai avere e sarà sempre indietro. Quindi questa è una grande, secondo me, opportunità. Quindi non avrei paura, giustamente come dici tu. Posso utilizzarla per il lavoro da fatica, l'intelligenza artificiale, per processare i dati, ma voglio dire, l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituirsi al giornalismo, proprio per i motivi che dicevo prima, perché mandare un giornalista a raccontare una qualsiasi notizia di cronaca è una roba completamente diversa. Questo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il web, allora, noi non dobbiamo, per quanto riguarda il web, allora, il giornalismo è sempre quello, cioè non è che tu fai un giorno, cioè possono esserci, diciamo così, ormai noi come giornale, gli stessi pezzi che abbiamo nella carta finiscono nel web, o i pezzi che noi costruiamo nel web il giorno prima finiscono la carta il giorno dopo. Allora, la notizia è quella, poi c'è una tecnicalità del web. Perché? Perché tu devi scrivere il tuo articolo molto preciso, linkando altre informazioni, tipo è successa questa cosa, però ha un precedente, leggi qui, metti la tag in blu, vai a vedere. Per cui un articolo del web ha una tecnicalità che si impara. Quello che dicevo prima, capito? Il giornalista o è giornalista o non è giornalista. C'è addirittura nel web il SEO. Il SEO che cos'è? È un algoritmo che ti aiuta a capire, ad esempio, quali parole utilizzare in un titolo di un pezzo perché in quel momento
i lettori sono incuriositi da quella cosa, che è un modo di dire faccio più fatturato, ma è anche un modo per proporre più pezzi al lettore. Ti faccio un esempio: a Firenze, quando c'era stata la morte, come si chiama il giocatore morto di Astori, c'era il processo ad Astori, per la morte di Astori. In quel momento la tag dei pezzi era Astori. C'era la moglie che testimoniava, che nel frattempo si era messa insieme a un giocatore della Roma che si chiama Kolarov Terzino. Immediatamente la gente ha smesso di leggere la tag Astori e ha letto la parola Kolarov. Ecco, questa è una tecnica. Cosa ti dice l'algoritmo? Guarda che in questo momento tutti sono incuriositi da Kolarov, quindi fai un pezzo. Chi è Kolarov? Allora, è informazione anche questa? Certo che può essere un'informazione inferiore, capito, a un bel pezzo, capito, un ragionamento sull'economia, ma certo, queste sono tecnicalità per dare, ti ho fatto un esempio un po' più pop, ma ci sono esempi sul Covid. Il Covid è un caso clamoroso, anzi importantissimo, di tecnicalità, perché nel Covid venivano fatti molti pezzi di servizio, scientifici. È vero che all'inizio non si è capito niente, non si capiva niente, gli stessi medici non sapevano niente, per cui anche il processo che si sta facendo adesso, io non so con quali gambi continuerà, però durante il Covid in molti pezzi che si facevano si davano strumenti di arricchimento nel pezzo web più che nella carta magari, no? Dove i pezzi venivano distribuiti in 4-5 pagine, dove nello stesso pezzo tu avevi un pezzo di servizio, un racconto di servizio che ti dava tante cose. Quando devo mettermi la mascherina, me la posso togliere, me la posso levare, il vaccino, cioè, voglio dire, quindi l'informazione del web, voglio dire, non deve né spaventare, non serve devi essere un giornalista e avere una tecnicalità, te la costruisci in una settimana. Io ho litigato con i miei a Milano perché volevano che assumiamo solo giovani. Ho detto no, voglio dire, io posso capire che dobbiamo assumere giovani, ma noi dobbiamo assumere giornalisti giovani, perché se uno non è giornalista, non ha le tag nella testa, non ha capacità di essere curioso, non ha una preparazione culturale, una base culturale, non sa scrivere, non è laterale, non è intelligente, non mi interessa che abbia 24 o 32 anni. Se è più bravo quello di 32 anni, prendo quello di 32 anni. Quindi è una specie anche di terrore, capito, che incutono. Dopodiché la vulgata del prendiamo i giovani è anche giusta per molti aspetti. Sì, anche per dare giusta. un orizzonte, ecco. Capito? È giusta, e dare anche perché, voglio dire, poi i giovani di una volta parlavo con una nostra collaboratrice che ha 26 anni, se non erro, io sono stato assunto a 26 anni, che è un'età oggi dove raramente ti assumono. Indubbiamente si è spostata molto in avanti, come su tante cose, si è spostata in avanti l'età. Quindi bisogna sicuramente dare spazio ai giovani, ma a giovani che abbiano una preparazione e che nell'anima e che nella testa siano giornalisti. Ecco, su questo punto non solo, è stato stimolato anche il direttore Mamoli. So che prima di farti intervenire però, visto che Paolo ha accennato a questo tema, Alessandro pure, parlando di giovani, insomma, ti sarà capitato chiaramente di valutare possibili collaboratori, possibili nuove leve che potrebbero anche in futuro, non so, perché no, entrare in squadra. Ecco, quali caratteristiche, quali competenze, visto che Paolo dice, insomma, sono in pochi a conoscere gli strumenti digitali. Però prima, insomma, vorrei farti rispondere allo stimolo. No, su una chiosa, allora credo che tutti siamo d'accordo che qui non dobbiamo fare un esercizio di nostalgia, no? Perché sarebbe assolutamente controproducente, anche perché è un veleno a trazione ritardata. Io credo che se ci fosse stata la rete nel Novecento, forse qualche articolo diverso lo avremmo letto, forse avremmo perso un po' di letteratura di viaggio, certamente
non avremmo mai trovato nemmeno a quell'epoca nel linguaggio digitale dei racconti la passione, il cuore, no? Quello di cui dicevamo prima, che sono ovviamente frutto solo di una tecne e di una postura giornalistica. Il tema dell'intelligenza artificiale, rischio, opportunità, che cosa succederà, in realtà è figlio anche di una dicotomia, cioè nel senso che quando i greci hanno diviso il nous nei due componenti che sono l'intelletto e lo spirito, no? Poi la civiltà occidentale li ha divaricati, attribuendo all'uno più la ragione e il calcolo e la seconda la creatività, no? Questa divaricazione con le tecnologie digitali, compresa l'intelligenza artificiale, è stata assolutamente e in maniera importante estremizzata. Allora la risposta è molto semplice, l'ha detta prima Paolo, la risposta è il primato dell'intelligenza umana. Se questo è il primato non bisogna avere paura. Non bisogna avere paura, cioè dobbiamo smetterla di pensare che la rete sia per la nostra professione un elemento che schiaccia la nostra professione. Sicuramente l'ha sottoposta a un terribile stress test, ma ha aperto un'infinità di opportunità. Ovviamente, se continuiamo sempre a prendere come seminato di riferimento i principi di cui prima abbiamo parlato. Per quanto riguarda il tema quali caratteristiche tu vai a cercare o comunque cerchi di individuare, chiamiamolo, dei potenziali caratteristiche oggettive e anche legate alla personalità, perché si parlava prima di curiosità, interesse, perspicacia, intuito, insomma, quindi sono due piani che chiaramente si mixano, no? Allora, innanzitutto un'assunzione non è mai un numero, ma è sempre in qualche maniera cercata in funzione di un ruolo che tu vuoi assegnare a quella persona. Cioè dipende a che cosa, tra virgolette, serve, cioè certo, qual è il perimetro all'interno del quale io voglio utilizzare quella professionalità, questo in senso specifico. Ci può essere un momento in cui ho bisogno di una persona che abbia delle spinte caratteristiche e quindi anche delle skill sul piano del web, oppure posso cercare una persona che ne abbia delle altre. Evidentemente in senso generale siamo tutti d'accordo che nel momento in cui la nostra professione non è più quella di prima e dobbiamo assolutamente imparare anche noi stessi, lo stiamo facendo anche noi direttori, le nuove tecnologie, le nuove modalità di comunicazione, deve essere una persona che deve in qualche modo potenzialmente imparare a far tutto. Cioè lo specialista nei grandi giornali c'è, nei giornali locali lo difendiamo, ma è un lusso. Quindi devi cominciare a fare più cose. Ovviamente questo non significa far perdere il valore, diciamo, verticale a una competenza specifica che un collega ha imparato a acquisire con l'esperienza, ma se io potenzialmente devo investire sui giovani, devo vedere nei suoi occhi non solo la passione, la curiosità e la facilità nell'apprendimento, ma anche, come dire, la disponibilità a imparare cose nuove, a mettersi in gioco. Questo secondo me è la cosa fondamentale. Grazie direttore. Chiaramente per parlare di futuro dell'informazione locale a questo palco manca la componente più importante, l'editore, manca la figura dell'editore, perché l'editore mette a disposizione degli spazi, dei posti di lavoro, però anche l'editore è impegnato nel mercato a cercare i fondi necessari attraverso la qualità del prodotto, attraverso i collaboratori, chiaramente quelle cifre, quei soldi che permettono di portare avanti l'attività. Detto questo, visto che insomma siamo stati bravi, abbiamo rispettato i tempi, veloci, insomma tanti spunti, potremmo stare qui ancora, ma non vorremmo portare via troppo tempo e visto che c'è del pubblico apriamo gli ultimi 10 minuti per qualche domanda. Io chiedo, vediamo, abbiamo qui 3 microfoni, allora se si può far girare un microfono, magari raccogliamo 2 o 3 domande e poi rispondiamo. Prego. Buonasera. Allora, nonostante sia già successo parecchie volte questa storia su Telegram dei giornali, ho un amico che viene lì alla città letteraria e mi dice: mamma, mi arriva l'Arena a mezzogiorno, tanto per dire, io invece la pago. Tenga un po' più vicino al microfono. A volte mi viene il dubbio che i giornali consapevoli lo lasciano fare, quasi, perché non so se serve a diffondere, diciamo, chissà, a fare da come esca, perché sono già stati presi diverse volte questo canale Telegram, beccato, bloccato, però nonostante questo
si vede che c'è un vantaggio. Io vorrei capire dov'è il vantaggio, ecco, perché non credo che sia una cosa difficile non solo a bloccarli, ma anche questi sfidano comunque la multa e la mettono già nel conto, ecco. Dov'è il vantaggio di Telegram? Okay. Prima domanda. Seconda, due. Seconda domanda è anche capire, ecco, manca il fatto dell'editore. Mentre trovo i giornali stampati ancora con un discreto equilibrio tra affollamento pubblicitario e, diciamo, contenuto, nelle televisioni locali è una cosa spaventosa, ecco, veramente scoraggiante. Io non riesco a resistere più di 10 secondi perché non hanno la copia in edicola probabilmente, però mi domando se c'è un limite da questo punto di vista. Grazie, allora raccogliamo gli spunti, intanto pensate a chi può rispondere ai vari temi, raccogliamo ancora qualche altro contributo e dopo chiudiamo perché insomma alle 6, 18:30 più o meno, 18:35 andremo a chiudere. C'è qualcun altro? Patrizia. Allora, io mi sono persa purtroppo i primi 20 minuti, per cui credo che mi sono persa delle cose importanti. Però ora che mi trovo dall'altra parte della barricata da un po' di tempo, ho fatto la cronista per tanti anni, anche la titolista, e quello su cui vorrei invitare a riflettere è il fatto che trovo che ci sia un'eccessiva semplificazione della complessità nella narrazione cronachistica di ogni giorno. Questo lo trovo abbastanza in maniera trasversale su tutte le testate e con un wording anche molto bellicista. Cioè, allora, per esempio, faccio due esempi. Quasi tutti i giorni per affrontare aspetti problematici si usa la parola scontro e guerra, è scontro, è guerra, ecco, vorrei invitare a cambiare linguaggio, a rendere, ad aumentare le sfumature e a invitare i giornalisti che lavorano tutti i giorni, pur sapendo la situazione in cui lavorano, perché lo sappiamo tutti che purtroppo poi c'è un altro tema che è il tema della formazione e della retribuzione. Sono cose da non sottovalutare perché assolutamente questo mestiere, per farlo bene, bisogna farlo nelle condizioni più appropriate. Ecco, volevo invitare a fermiamoci questo. intanto qui, poi se qualcun altro vuole intervenire successivamente. Partiamo dal tema della pirateria, quindi dalla diffusione illegale di prodotti editoriali tramite queste chat. Chi se la sente di intervenire? Se volete, visto che hai citato l'Arena, che si sta Massimo. piratando l'Arena. Ecco, diceva, Allora, chi ci guadagna chiaramente Allora, Telegram, innanzitutto Telegram è uno strumento, non è uno stesso soggetto, i soggetti cambiano molto spesso, devo dire vengono fatte attività di inchiesta e di blocco delle attività di pirateria e evidentemente noi non abbiamo nessun vantaggio, anzi siamo vittima di questa, abbiamo un danno enorme perché è come se qualcuno venisse a rubare a casa nostra, quindi siamo in questo momento, come dire, la parte offesa di questa piaga. Non riguarda solo Telegram, ci sono tantissimi altri siti, è una battaglia non semplice, nel senso che veramente continuano a cambiare, evidentemente c'è qualcuno che fa questo calcolo, credo anche che non durerà per molto, è impossibile poter continuare come dire, in qualche modo a permettere che accadano fenomeni di questo tipo che sono in effetti un'offesa non solo al nostro lavoro ma anche alla nostra intelligenza. Sulla televisione certo che ci sono dei limiti, non condivido questa sua critica, almeno parlo dell'informazione locale, non so se si riferisce in generale ad altre emittenti. L'altro tema invece era sollevato dalla Patrizia. Allora, il linguaggio appunto che sono viene due usato, aspetti, uno è la semplificazione della complessità e l'altro il tema del linguaggio. Allora, la semplificazione della complessità, bisogna capire innanzitutto di che cosa stiamo parlando, perché prima cosa importante, noi dobbiamo fare un giornale che debba essere comprensibile e capito, che non significa semplificare, vuol dire certamente essere chiari.
Non sempre questo, come dire, corrisponde al linguaggio magari della politica, che magari ha delle sfumature rispetto a un fatto che può essere più dritto, soprattutto se parliamo di un fatto di cronaca. Condivido l'elemento del linguaggio, è vero, devo dire che tutto sommato lo vedevo più in tempi passati. È anche vero che non dobbiamo aver paura di un giornalismo graffiante. Credo che sia assolutamente importante prendere come punto di principio il fatto che solo un giornalismo che si può permettere anche di graffiare, anche con dei termini che possono essere a volte colti come un po' punzecchianti, insomma sia un giornalismo che sia al servizio del cittadino, altrimenti diventa, come dire, un pallido tentativo di essere funzionali a qualcos'altro. Certamente, su questo io sono abbastanza rigido, se commettiamo degli errori dobbiamo assolutamente mettere in condizione il nostro lettore di essere informati, di fare un bagno di umiltà e di correggere quando commettiamo degli errori. So che vuoi intervenire anche tu, Alessandro, su questo punto, però ti farei una piccola provocazione proprio su quello che ha detto il signore, nel senso, il direttore ha un ruolo di moderazione chiaramente e deve in qualche modo dare equilibrio tra gli interessi dei giornalisti, quindi in redazione, e gli interessi chiaramente che persegue l'editore come soggetto privato che chiaramente cerca di fare business. Quindi l'equilibrio pubblicità e informazione è pane di tutti i giorni, lo sappiamo come direttore. Come garantire appunto questo equilibrio tra ciò che viene detto, dicevamo il grande assente forse a questo tavolo è proprio l'editore, e allo stesso tempo come evitare di scadere a volte nell'informazione probabilmente che rischia di essere palesemente pubblicitaria. Ecco, so che non è facile mantenere questo equilibrio, spesso però ce la si fa. Beh, guarda, innanzitutto vorrei che questo equilibrio venisse rovesciato e ci fosse tanta pubblicità in più, perché senza la pubblicità i giornali non usciranno mai, quindi c'è questo grande problema. Dopodiché l'indipendenza di un giornale rispetto, capito, alla pubblicità è un tema, perché può esserci quando tu hai grandissimi investitori, esatto. Il giornale può essere, la parte giornalistica è messa comunque alla prova, no? Condizionata allora, anche un po'. Sì, ma voglio dire, allora lì, voglio dire, non è facile, devi avere la schiena dritta, devi, voglio dire, essere molto chiaro, sì, questo paga la pubblicità, ma io non posso fare questo lavoro perché anche nell'interesse dell'editore, capito, che io dica la verità, perché io posso prendere 2 soldi in più ma perdo la faccia, quindi voglio dire, però è vero, cioè c'è anche, spesso i giornalisti hanno soprattutto quelli economici alle volte, hanno delle forme di autocensura, no, perché hanno a che fare magari con grandi gruppi, e questa è una cosa, voglio dire, naturalmente non devi fare sconti, cioè non devi essere equilibrato nell'informazione. A me è capitato di avere anche dei soci, un socio del mio giornale quando era ancora partecipato. Io ho avuto Zonin che era un socio con 10 soci della società che editava anche il Corriere del Veneto prima che Cairo lo assorbisse, e non è stato facile per me. Io sono andato al mio presidente che era Rielio e ho detto: io guardi, le voglio dire cosa voglio fare, si scrive. Mi ha guardato, ha detto te raison. Quindi voglio dire, cioè, dicendo guardate che l'interesse del giornale è quello di scrivere, non è quello di nascondere, anche se c'è qualcuno che è coinvolto dopodiché, ripeto, va da testata a testata, da giornalista a giornalista, da sistema a sistema. Sicuramente c'è un'ombra che è quella del grande soprattutto investitore, e qui dipende, alle volte voglio dire succede, no? Che sei non dico tentato, hai il problema, no? Ma dopodiché te ne freghi, cioè te ne devi, non dico disinteressare, ma devi andare dritto. Io personalmente, voglio dire, ho avuto più problemi per quello che ho scritto che per quello che non ho scritto, se devo essere sincero. Per quanto riguarda invece il tema della semplificazione e della complessità, è un tema enorme, ma soprattutto politico. Perché ad esempio prende più voti chi semplifica la complessità che chi affronta la complessità con parole più complesse, perché la complessità è complessa per natura.
Prendiamo il tema degli immigrati, è molto più complesso, non cerco di fare un'analisi, stare da una parte che dall'altra. Ci sono delle parole, delle tag, anche politicamente, che possono pagare di più, anche se è coerente diciamo così, al programma elettorale di una parte. La parola tasse è molto semplice. La parola, che ne so, solidarietà è molto meno sexy della parola tasse. I titoli, è vero, io ad esempio, soprattutto, allora, essere titolisti, ci sono pochissimi titolisti bravi. E non solo per quanto riguarda l'uso del linguaggio, che poi è diventata anche una roba talebana per alcuni aspetti, no? Certo che devi avere rispetto per certe cose, soprattutto se ci sono le guerre nel mondo, tu non puoi usare guerra per raccontare, voglio dire, tanto per non parlare di presenti, no? C'è guerra tra AGSM o ERA, cioè tu non puoi usare la parola guerra, basta, hai ragione, indubbiamente, non è facile, perché un titolo è quello, lo spazio è quello. Alle volte noi facciamo impaginare il giornale a 3 righe perché sappiamo già che a una riga è impossibile titolare a meno di non sintetizzare in modo scorretto il concetto che vuoi trasferire. Quindi devi essere un bravo titolista, togliere le banalità, togliere, voglio dire, cioè usare sempre meno, perché l'ira dei sindacati, l'ira è funesta, però se non ci sta, capito, l'arrabbiatura dei sindacati, perché i sindacati non sono, cioè sono incazzati i sindacati spesso, quindi devi trasferire un concetto, oppure stai più morbido ed equilibrato, capito, la CGIL capito, 2 punti, e quindi dipende da giornale a giornale, giornalista a giornalista, da sensibilità a sensibilità. Dal contesto. C'è una, diciamo così, attenzione molto particolare, tornando alla deontologia, rispetto ad alcune tematiche molto sensibili, la tematica dei minori, la tematica dei femminicidi, la tematica della violenza, la tematica una volta quando moriva uno tossicodipendente faceva un'apertura di giornale, cioè non sono notizie. Quando muore uno in un'abitazione perché si suicida perché è depresso, una volta si davano queste notizie, ma stiamo scherzando? Non si danno più. Cioè, voglio dire, è stato fatto anche un passo in avanti nella sensibilizzazione, ma anche perché, voglio dire, spesso i giornali pensano che ti portino notizie. Non è vero. Poi è vero che la gente, il lettore è curioso e vuole sapere tutto quello che succede intorno, ma tu come giornalista devi fare filtro, devi avere anche il coraggio di non scrivere. Cioè, allora, io sono per scrivere tutto, sarei. Certe cose no. Il tema dei suicidi, voglio dire, è chiaro che non puoi non raccontare i suicidi del Nord-Est. Nel Nord-Est nel 2008 abbiamo avuto il 95% dei suicidi in Veneto. Chiamasi fenomeno. Perché si ammazzavano in Veneto e non in Lombardia o in Piemonte? Sì, uno forse, a Prato un altro, tutti qua. Allora prendi la roba in mano, la indaghi, racconti, e cosa succede? Succede che capisci che qui c'era la religione del lavoro. L'imprenditore che non faceva vecchio stampo un giorno di ferie all'anno, non parlava con la famiglia, non parlava con le figlie, la sua vita era un fallimento, sentiva il fallimento se aveva un debito, mentre in America chi fallisce, gioisce, stappa lo champagne e fa altre 28 aziende, qui il prenditore veneto, soprattutto vecchia maniera, andava sulla stalla e si impiccava. Allora, che scelta si fa? Si fa una scelta di racconto, e i primi a aver raccontato questa cosa sono state le famiglie. La figlia di un imprenditore che si chiamava Schiavon, un imprenditore edile con 40 dipendenti in provincia di Padova, che si è suicidato perché aveva molti crediti che non poteva riscuotere, non sapeva più cosa fare. Ha pagato i suoi operai con i soldi che aveva e si è ucciso. Dal giorno dopo, allora, cosa fai di questa notizia? Le figlie di Schiavon, che poi hanno realizzato un telefono per i suicidi, eccetera, eccetera, loro stesse hanno spiegato a noi perché succedeva tutto questo, ci hanno raccontato.
perché i padri non parlano con i figli, con le figlie, con le mogli, non condividono, tengono tutto per loro. Ecco, questo è un fenomeno per cui di questi suicidi rischio emulazione, è vero, ma alla fine il racconto culturale che abbiamo non si è più suicidato nessuno. Grazie Alessandro, dobbiamo andare in chiusura. Io direi allora che se vogliono intervenire per una chiosa finale il presidente Giuliano Gargano e Paolo Dalben, poi chiudiamo giustamente perché i tempi sono terminati a nostra disposizione. A me spiace perché stavano venendo fuori gli argomenti. Certo, anche... non so, l'organizzazione cosa mi dice? Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere. 5 minuti, dai, ma 5 minuti. la mia tesi di laurea è stata sui titoli di giornale, ne ho schedati 4.500, quindi ma lo capisco, certe volte si lavora anche per stereotipi, per pigrizia, le cose sono molto cambiate, come diceva Alessandro, in meglio, per fortuna, c'è molta più attenzione. Ci deve essere uno sforzo culturale dei giornalisti, ci deve essere anche chi riceve queste notizie. All'inizio di questo incontro si diceva che l'Italia comunque non è un paese di grandi lettori, né di stampa né di libri. Un grande lettore di libri in Italia è considerato uno che legge 6 libri in un anno, che è veramente una cosa ridicola. Quindi è una gara, è una partita molto difficile. La mia chiosa, c'è speranza, c'è strada per l'informazione locale. C'è un tema grandissimo che abbiamo soltanto sfiorato, che è quello del precariato, di tanti collaboratori che lavorano per i giornali e che vengono pagati molto poco. A me è capitato nell'esperienza precedente in consiglio di ricevere la segnalazione, l'esposto, perché un collaboratore aveva scritto una cosa palesemente non verificata, proprio scritta male, senza nessun controllo. E io telefonavo e gli dicevo: senti Alessandro, perché hai scritto questa cosa qui? Ma perché non hai fatto una telefonata per controllare? E lui mi diceva: Giuliano, ma tu lo sai quanto mi danno per questo articolo? Mi danno 3 euro lordi. Io per raggiungere i 30 euro che si prende un idraulico per la chiamata devo scrivere 10 articoli. Secondo te ho il tempo di fare una telefonata di verifica? Ho sbagliato? Domani faccio una rettifica. Questa è la fine del nostro mestiere. Noi dobbiamo combattere questa cosa qui, i direttori sono impegnati, ci sono giornali che assumono, ci sono direttori che puntano sui giovani, ma dobbiamo dare un futuro a chi vuole vivere di questo mestiere. Scusa Giuliano, solo una piccola... Giuliano ha ragione, è sempre purtroppo stato così, però ci sono giornali e giornali, cioè 3 euro, cioè io do 30 euro a pezzo, i miei collaboratori gli pago le spese di auto, le telefonate, gli raddoppio i pezzi o alle volte li ho triplicati, il pezzo gli do da 30 a 60 euro se vengono trattenuti per più tempo in un fatto di cronaca, quindi piccole le stesse cose immagino facciano gli altri giornali, quindi c'è anche da questo punto di vista una presa d'atto che i collaboratori l'abbiamo fatto un po' tutti, sono molto importanti, vanno trattati meglio, è vero che lavorano a cottimo, è imparabile però questa cosa, perché io non posso assumere 40 collaboratori. Purtroppo il collaboratore, perché fa il collaboratore spesso? Perché si vuole creare una prospettiva. Io ho collaboratori, un redattore primo assunto da me, l'ho assunto l'altro giorno, prende 2.300 euro al mese netti, non un assunto di prima nomina, non è una paga bassa, 2.300 euro al mese come primo impiego. Ci sono collaboratori che lavorano parecchio da me che prendono 1.500, 2.000, galoppano. E quindi come fai a risolvere il problema del precariato? Non puoi assumerli tutti. Per cui purtroppo, capisci, c'è questo gioco di selezione, devi fare gavetta, uno lo assumi, l'altro no. Come puoi cambiare le cose? Avendo un po' più di rispetto nei confronti di queste persone, pagandole di più, convincendo l'editore che sono importanti, capito? Questo secondo me è quello che noi, no Massimo, l'unica cosa come che direttori, possiamo fare. ecco. Paolo, dopo va bene anche il direttore. Loro, no, va bene. Volevo chiudere io. Dai.
Sì, facciamo poi, fare la chiusura. e poi c'è il tema chiaramente del futuro, nel senso che un conto è quanto tu paghi un collaboratore, poi ci sono dei tabellari chiaramente, e se si tratta di un'assunzione c'è un contratto nazionale che va rispettato, ma c'è il tema anche dello spazio, nel momento in cui appunto abbiamo visto che i giornali stanno subendo quella transizione che passa dalla carta al digitale, anche lì c'è un tema chiaramente da affrontare che riguarda la produzione di contenuti sui siti, e questo si apre un altro fronte importante. Paolo. No, Chiusura. ecco, io auspico, è un augurio che faccio a noi, ma anche ai giovani, a tanti quelli che vogliono, che vorrebbero e che vogliono affacciarsi alla professione, e diventa una cosa, secondo me è indispensabile il ruolo di giornalisti di cui abbiamo parlato prima, anche e soprattutto a livello locale. Mi è venuto in mente, ma lo dico tardi, ma mi fa riflettere anche il fatto che l'Italia sia il 58esimo posto nella graduatoria delle libertà di stampa, per cui ci parlava di autocensura prima, però ecco, questo deve essere uno stimolo a pensare che questa è una professione che vale la pena fare nonostante tutto, e in tutti i modi, quindi chiaramente bisogna che i giovani si sacrifichino anche, ma tutti, e quindi compresi gli editori, scommettano in maniera molto convinta sul fatto che questa non è solo una professione come tante altre, non è solo un business come tante altre, ma ha un valore che sociale. va al di là, esatto, che va al di là del fatto del fatturato, eccetera. È chiaro che non è semplice, tanto più adesso che si sta andando verso il digitale, dove non siamo ancora arrivati a farci pagare come dovremmo farci pagare. Certo. Insomma, davvero gli spunti sarebbero tanti. Io ringrazio gli organizzatori per averci concesso qualche minuto in più, ringrazio Paolo Dalben, Massimo Mamoli, Alessandro Russello, ringrazio Giuliano Gargano, il presidente, insomma, per averci stimolato su dei temi, insomma, che meriterebbero ampio spazio, e grazie veramente a voi per aver seguito questo incontro importante. Grazie, buona serata e buon proseguimento.